Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. A te la linea. Grazie. Mi sente? Sì, sento. Prego, prego. Sono in linea? Sì, è in diretta, prego. Buongiorno a tutti, salve, sono Maria Stella Gandolfi. Per oggi si tratterà un argomento che mi sta molto a cuore, vale a dire una nuova dipendenza di cui si parla purtroppo sempre di più e che affligge sempre più molti giovanissimi. Stiamo parlando della dipendenza da dispositivi, quindi la dipendenza da social network, ma anche gaming, quindi videogiochi. Questo tipo di dipendenza sta emergendo soprattutto negli ultimi anni grazie allo sviluppo di nuove tecnologie sempre più immersive e sempre più anche facilmente accessibili come faccia di prezzo ai più giovani. E la domanda quindi che ci poniamo oggi è: come agisce questo tipo di dipendenza? Come mai si struttura nella mente dei più giovani? E cosa possiamo fare anche noi adulti per cercare di evitare che questi meccanismi si concretizzino magari nei nostri amici più piccoli, nei nostri parenti, nei nostri figli, nei nostri nipoti. Innanzitutto, per affrontare questo discorso, la cosa più importante è parlare di cosa avviene a livello proprio neurobiologico, e per fare ciò è fondamentale introdurre un concetto, introdurre che cos'è la dopamina. E la dopamina è un neurotrasmettitore chiave associato al benessere. La sua attività è cruciale nel processo di dipendenza, poiché gioca un ruolo fondamentale nell'attivazione di un sistema che è il sistema di ricompensa del cervello. Che cosa vuol dire questo? Quando una persona compie un'azione che soddisfa un bisogno o un desiderio, questo neurotrasmettitore dopamina viene rilasciato nel nucleo accumbens, che è un aggregato di cellule nervose situato sotto gli emisferi cerebrali. Questo è noto quindi come il centro del piacere. Impegnarsi in comportamenti che attivano questi percorsi aumenta i livelli di dopamina e spinge l'individuo a ripetere l'azione per ricevere nuovamente questa ricompensa. Questo solletichio della dopamina, funge come un meccanismo di sopravvivenza, premiando e incentivando quelle funzioni biologiche fondamentali come mangiare e riprodursi. Il punto è che attività che generano ricompensa naturalmente, come ad esempio l'alimentarsi, quindi il buon cibo, o il sesso, quindi il rapporto anticarnale, ci fanno sentire bene proprio perché aumentano il livello di dopamina. La memoria di queste esperienze gratificanti quindi ci spinge a cercarle nuovamente, creando quindi comportamenti automatici radicati nel nostro sistema di ricompensa. Qual è il problema tra che differenzia quindi le attività che generano ricompensa naturalmente, mentre alcune attività come ad esempio i videogiochi, i social network e la pornografia generano una ricompensa artificiale? Le attività dopaminergiche naturali, come ad esempio mangiare e avere rapporti sessuali, richiedono generalmente tempo e sforzo. Al contrario, le attività che generano ricompensa artificialmente, come ad esempio le droghe e i comportamenti compulsivi, noi stiamo parlando di dipendenza da gaming e da internet, ma possiamo pensare anche al gioco d'azzardo, ad esempio. Tutte queste attività artificiali offrono un accesso rapido e intenso al processo di ricompensa, inondando quindi il nucleus accumbens, che come dicevamo prima è il centro del cervello del piacere, e lo inondano di dopamina senza però assolvere a nessuna necessità biologica, e questo può diventare estremamente pericoloso. L'evoluzione infatti non ha fornito agli esseri umani un modo per resistere questa ondata di dopamina. Quando le persone diventano dipendenti e sperimentano una riduzione o un arresto della produzione endogena, quindi naturale di dopamina, le cellule recettrici del cervello sono sopraffatte dall'eccesso di stimolazione derivante da appunto queste attività innaturali, attività artificiali, e non riescono quindi più a gestire il flusso
di questa sostanza che viene prodotta però tramite un meccanismo che non è quello naturale, e quindi devono ricorrere a sostanze o comportamenti compulsivi per mantenere i livelli di dopamina adeguati. Cosa succede quindi quando questo livello di dopamina, questa produzione viene completamente scalibrata a causa di droghe o comportamenti compulsivi come la dipendenza da internet, la dipendenza da gioco d'azzardo o altri tipi di dipendenza comportamentale? L'esposizione cronica a questo tipo di comportamenti ha effetti devastanti a livello di corteccia. Parlo di corteccia cerebrale, no? Quindi quale parte della corteccia viene maggiormente danneggiata? Diciamo che la corteccia frontale, che è il meccanismo, diciamo, di frenata della nostra cognizione, è quindi quella parte del cervello che è responsabile del controllo degli impulsi, della presa di decisioni, e la sua compromissione diviene un elemento rilevante nella possibilità di prendere decisioni, di avere un controllo dei propri impulsi, e quindi per la persona diventa anche molto più difficile resistere a sostanze o comportamenti compulsivi, rendendo il dire no, non lo faccio un compito arduo, quasi impossibile. Come mai alcune persone ricadono in questo tipo di dipendenze mentre altre resistono? Allora diciamo che si può parlare di variabilità interindividuale. Infatti le ricerche hanno evidenziato come ci siano delle persone predisposte alla dipendenza che presentano bassi livelli di dopamina endogena e di altri neurotrasmettitori del benessere, come ad esempio le endorfine e le norepinefrina. Quindi, avendo queste sostanze prodotte a livello endogeno in maniera significativamente inferiori rispetto alla norma, queste persone diventano più suscettibili a cercare esperienze che incrementano rapidamente i livelli di dopamina, e ciò quindi porta a una costante ricerca di quel solletitio di dopamina, manifestando quindi una maggior vulnerabilità rispetto a chi ha livelli normali di questi neurotrasmettitori. E questo è quindi una parte, diciamo una parte genetica, una parte con cui si nasce, una parte di predisposizione innata. E tuttavia altri studi hanno rivelato un'altra possibilità che spinge verso dipendenza, comunque forme di fruizione di alcuni media in maniera patologica. Per questo bisogna fare un attimo un salto indietro e tornare ai primissimi esperimenti di comportamentismo fatti da alcuni studiosi come Skinner. Cosa fece Skinner? Skinner è famoso per aver inventato la sua Skinner Box. Nella Skinner Box venivano posti dei ratti, e questi ratti veniva somministrato loro del cibo in concomitanza al momento in cui premevano una piccola levetta all'interno della gabbia. I ratti quindi iniziavano sempre più frequentemente a spingere questo pulsante per poter ottenere una ricompensa. In una variazione di questo esperimento di Skinner, i ratti sono stati posti sempre all'interno di una gabbia, questa volta però con un ago canula impiantato nella giugulare, e ogni qualvolta che premevano il pulsante, questo ago canula rilasciava all'interno del loro organismo una dose di morfina, quindi una sostanza anestetica, una sostanza che dava un minimo di gratificazione a questi animali da laboratorio. Maria Si è Stella, visto scusami quindi, se ti sì, interrompo. mi dica, C'è anche Massimo Polledri in linea. ma perché non è lui che presenta e non capisco? Guardi, c'è stato un fraintendimento perché il signor Polledri mi ha scritto il suo numero e quindi ho chiamato Sì. lei, credevo ci fosse soltanto lei e invece c'è anche lui. Perché pensavo che lui fosse, non capivo, infatti ho detto mio Dio sta male, ha avuto un imprevisto. Volevo ricapitolare un attimo per gli ascoltatori che allora l'umanitaria padana sappiamo tutti no, non lo so, se non lo sappiamo lo diciamo, che è un'associazione no profit che si occupa di aiutare i popoli a casa loro. Aiutiamo anche nelle emergenze che ci sono state nazionali, quindi sta aiutando
in diverse parti del mondo, adesso sta aiutando soprattutto nel Pakistan alcune situazioni molto concrete, per esempio di ragazze che stanno studiando, oppure di un signore a cui mancano le gambe e che non aveva la possibilità di poter sistemare casa propria, oppure un bambino che è stato dimesso con gravi problemi polmonari sempre nel Pakistan. Nella terra anche di Palestina ci sono degli interventi precisi. Oggi ci occupiamo di una nuova forma di schiavitù, di dipendenza, come ci siamo già occupati altre volte, perché l'Umanitaria Padana è tra i fondatori di un gruppo che si occupa delle dipendenze, anche si occupa di valori, quindi che sosteniamo dei valori non negoziabili in tante manifestazioni, per esempio a favore della vita. Martedì prossimo, il 3 giugno, a Roma ci sarà la presentazione di un convegno sulle dipendenze digitali. La professoressa Gandolfi è un'esperta di dipendenze e questa è una dipendenza che colpisce non noi anziani, poveretti, ma anche noi anziani, perché se voi ci fate caso il telefono viene in qualche modo, viene voglia di vederlo dopo poco, ma stiamo parlando di fenomeni che stanno cambiando la vita, soprattutto dei nostri figli, dei bambini, e quindi dobbiamo un po' riflettere su questa nuova forma di dipendenza che viene equiparata, e che sicuramente aveva già spiegato la dottoressa Gandolfi, ad altre dipendenze, perché in qualche modo il meccanismo è abbastanza simile, ma i danni sono molto elevati. Maria Stella, a che punto eri della tua Allora, mi discussione? scuso, forse c'è stato un attimo di fraintendimento. Abbiamo comunque fatto una breve panoramica sul funzionamento neurobiologico di alcuni neurotrasmettitori come la dopamina e del suo ruolo all'interno delle dipendenze comportamentali, e adesso stavamo facendo un attimo ricapitolando quali possono essere i fattori predisponenti nello sviluppare una qualsiasi dipendenza, tra cui anche quella appunto da internet o da gaming. Abbiamo parlato Ecco, cominciamo appunto a dire che da internet come facciamo a vedere in qualche modo questa dipendenza? Intanto incominciamo a dire che alcuni studi hanno visto che un bambino in media è esposto a circa 7,5 ore allo schermo, e quindi il mondo visto al di là dello schermo non è più il mondo che noi viviamo empaticamente. Faccio un esempio: al di là dello schermo si possono dire le peggiori cose alle persone, possiamo dire, ma perché in qualche modo pensiamo che dall'altra parte non ci sia una persona in carne ed ossa, oppure che l'effetto sia attenuato e che non ci sia una relazione. Ecco, questo effetto causa ovviamente tutta una serie di problemi, ma causa anche un affievolimento del giudizio, un affievolimento della relazione, un affievolimento anche del giudizio morale, per cui al di là dello schermo noi possono avvenire degli eventi che magari in natura noi non faremmo, cioè non diremmo, non tollereremmo. Ecco, invece oggi è un po' questo che succede ai giovani, che succede magari anche noi. Cosa ne pensi? Esatto. Pronto? Pensi che l'altra cosa di cui ti volevo chiedere è nell'educazione. Ecco, noi vediamo che questa è più o meno la prima e seconda generazione di genitori che hanno a che fare con il telefono, e si può passare, si può dire, ma la privacy. Quindi io non posso sapere che cosa succede nel telefono tra un minore ed altre persone, perché magari non ho accesso alla password o quant'altro.
Poi parliamo del remote control, che è una realtà che questa legislatura ha fatto, questo governo sta mettendo in piedi. Ma incominciamo a dire che probabilmente non è giusto il pensare che i genitori non abbiano il dovere di controllare anche dove vanno i propri figli, perché quando ne parliamo io dico: ma saremmo contenti noi che alle 2 di notte un nostro bambino, un nostro figlio, un nostro conoscente andasse nella zona della stazione? Io parlo della zona della stazione perché spostati, vai dall'Emilia alla Puglia, la zona della stazione di notte penso che non sia delle più salutari e che comunque questo valga un po' su tutto il territorio nazionale. No, non saremmo contenti, noi non lo lasceremmo andare fuori di notte. Beh, tutto sommato girare certi siti e andare in stazione alle 2 di notte potrebbe essere lo stesso. Cosa ne dici, Maria Stella? Allora, è una grande verità. Spesso i genitori sottovalutano questo tipo di problematica proprio perché preferiscono, da un certo punto di vista, che i figli siano al sicuro nelle loro camerette di fronte a un computer piuttosto che in giro, sottovalutando però il fatto che anche il web è diventato una vera e propria giungla, forse più insidiosa anche del mondo reale. Quindi a mio avviso sarebbe anche importante per i genitori spingere un po' più perché i ragazzini si relazionino nel mondo reale, nella vita reale, con esperienze di aggregazione che può essere uno sport, iniziative extrascolastiche, e fargli capire che comunque è quella la realtà più arricchente rispetto alle interazioni online, che possono essere sì divertenti, possono essere un modo per evadere, ma non esauriscono quello che poi è il rapporto e il bisogno di socialità umano. Certo, io direi anche che probabilmente sono cose che stiamo incominciando a dire. Abbiamo fatto un convegno dove la dottoressa Gendorsi è stata tra i relatori per la dipendenza da pornografia, in cui abbiamo affrontato tutto il tema della pedofilia. I dati che ci ha dato la polizia postale ci fanno capire un po' il problema. Il problema qual è? Che degli orchi che sono stati arrestati e che sono stati presi per adescamenti, per violenza psicologica o anche perché stavano progettando atti di brutalità, circa il 9% sono stati fatti su telefonini e quindi su computer per bambini minori di 6 anni. Quindi vuol dire che ci sono bambini minori di 6 anni che hanno accesso a degli strumenti tecnologici e possono interagire con l'esterno, quindi possono essere intercettati e possono quindi essere prede. Questo ci fa pensare che il controllo quindi dei genitori sia necessario, perché sicuramente molti sono stati presi, ma probabilmente qualcuno non è stato preso. Quindi il controllo degli strumenti dei nostri bambini deve essere fatto. Bisogna fare prima il contratto con loro e dire caro bambino, caro figlio, tu hai il tuo spazio e la tua libertà, però mamma e papà possono andare sul tuo telefono a controllare. Certo, se c'è la corrispondenza con l'amorosina o la corrispondenza con l'amico, magari quella possiamo anche non vederla, però in generale un'occhiata ce la devi lasciare andare per vedere un po' dove vai e per vedere. Poi c'è il discorso del parental control. Vuoi parlarne tu? Allora, per parental control si intendono una serie di impostazioni, ma anche applicazioni. I telefoni più nuovi magari le hanno già incorporate come applicazioni di default, mentre se si ha un modello un po' più vecchio si può scaricarla dallo store.
e sono applicazioni che sostanzialmente consentono di monitorare l'utilizzo che fanno i più piccoli di internet, quindi sia il tempo che spendono su determinati siti, sia quali siti accedono, e al contempo possono bloccare anche tutti quei contenuti che non sono adatti a un pubblico di minori o comunque di una fascia di età che può essere decisa. E questo è ovviamente molto utile. Si può attivare, c'è una procedura, credo che sia un numero di telefono da comporre, oppure che si può mettere sul telefono dei propri figli fino all'età maggiore, ai 16 anni, e che è un meccanismo di salvaguardia, quindi una bella invenzione, magari non diffusa, e che noi da questa radio cerchiamo di vedere. Un altro dei rischi che ci sono e che la professoressa ha fatto vedere è come l'esposizione sempre a stimoli forti, perché gli stimoli che arrivano dal telefonino, dai video, da TikTok, da Instagram, sono fatti per colpire, per attirare l'attenzione, visto che ci sono 100 offerte, ognuno cerca di gridare più forte, è un po' come succede nel mercato. Una volta il venditore gridava e cercava di attirare i compratori, e come succede nelle pubblicità, ma più facilmente l'accesso al telefonino, agli smart e a tutto. Quindi sono contenuti molto forti, emotivi, sono contenuti gridati emotivamente e che ti iperstimolano. Questa iperstimolazione è stato visto che può essere collegata a delle patologie, a delle sistemazioni del nostro sistema nervoso centrale, un sistema nervoso centrale che è sottoposto a stress. Noi sappiamo che per lo stress sul lavoro, a casa, può avvenire l'ulcera, e non è che la sovraesposizione di 7 ore a uno strumento digitale può essere una passeggiatina. Cosa potrebbe portare questo, Maria Stella, nella tua esperienza? Allora, è una domanda molto interessante e è connesso a un sacco di condizioni. Volevo fare una piccola premessa. Sappiate, ascoltatori, che ad esempio mangiare un cibo che ci piace stimola la dopamina e la fa produrre il 50% in più. Il sesso 100%, il fare cocaina 350. La metanfetamina, che è quella con il potenziale più alto dopaminergico, 1200. Sapete i videogiochi quanto in più la stimolano? Del 100%, come si dice, come il sesso praticamente. E questi studi sono stati fatti negli anni 90, quindi con videogiochi che non erano immersivi e coinvolgenti come quelli di adesso. Possiamo solo immaginare quale sia l'effetto dei videogiochi più moderni, dei social più moderni. Comunque, come diceva il dottor Polledri, cosa succede? Il nostro cervello continua a svilupparsi più o meno fino a i 20 anni, 25 anni, soprattutto a livello frontale. Una cosa che invece continua anche molto dopo, fino ai 50, è il processo di mielinizzazione. Che cos'è la mielina? Sarebbe quella sostanza che avvolge gli axoni, quindi le terminazioni dei neuroni, e consente una comunicazione più efficace tra sinapsi. E queste sinapsi più sono mielinizzate, più sono efficienti. E questa efficienza... Sì? Hai perso la bolla forse, no? La bolla! La bolla... Pronto? Mi sente? Sì, sentiamo. C'è stato un attimo di interferenza forse. Allora, praticamente la produzione della mielina quindi è fondamentale per avere un'efficienza anche a livello neuronale. E cosa si è visto? Che, come diceva lei, dottore, molti processi stressanti possono impedire che questa mielina si sviluppi correttamente. E stress possono essere di varia natura, dai traumi cranici allo stress ambientale, tossine, ormoni, le droghe. Ma un'altra cosa che impatta la produzione di questa sostanza è la sovrastimolazione. Quindi la sovrastimolazione rientra perfettamente
anche questo nuovo tipo di superstimolo, che sono gli stimoli digitali, quindi questi stimoli onnipresenti, estremamente potenti e emotivamente impattanti. Quando i bambini vengono sottoposti a questa iperstimolazione fin da piccolissimi, si è visto che i livelli di minimizzazione del cervello, quindi della materia bianca, sono di molto inferiori rispetto a quello che dovrebbero essere. E alcuni studiosi, come ad esempio Bartowski, spero di pronunciarlo nella maniera più corretta, ha suggerito che ci sia proprio una correlazione fra una minimizzazione compromessa e molti disturbi cerebrali, come ad esempio la ADHD nei bambini e i disturbi dello spettro autistico, ma anche la schizofrenia e la dipendenza da sostanze negli adolescenti. E infine, allora, noi non vogliamo, dobbiamo chiudere, diciamo che non vogliamo spaventare nessuno, ma dobbiamo sapere che questi nuovi strumenti sono strumenti importanti che vanno usati con accortezza e che devono essere i nostri servi, oppure ci possono servire per svagarci, per carità, o per comunicare, ma non dobbiamo essere servi noi degli strumenti informatici, e che il rischio è quello di, come può succedere per le sostanze, altre sostanze, di dire ma tanto io smetto quando voglio, oppure cosa vuoi che sia, e di trovarci dipendenti anche da questo. Con questo ringrazio la professoressa Gandolfi, ringrazio gli ascoltatori per la pazienza e buona giornata a tutti, e ricordatevi quando fate il 5 per 1000 dell'Umanitaria Padana. Grazie a tutti. Grazie mille, gentilissimo, arrivederci.